Compagni e compagni, nel giro di 3 settimane si sono realizzati 2 accordi separati. Uno senza la firma della CGIL, con il governo però, con la CISL, con la UIL e con la Confindustria pronti a sottoscrivere un'intesa sulla cosiddetta produttività e sulla competitività del sistema industriale del nostro Paese. L'altro immediatamente dopo, cioè ieri, sul contratto dei metalmeccanici senza la FIOM, sottoscritto da Federmeccanica, FIM e UIL. Entrambi questi accordi separati non hanno ricevuto alcun mandato dai lavoratori. Nessuno di questi accordi separati sarà sottoposto al voto e al giudizio vincolante dei lavoratori. Ambedue questi accordi separati segnano una svolta decisiva nei rapporti tra il sindacato e le controparti e segna, per quanto ci riguarda, anche una svolta nei rapporti con il governo. E con il governo questa cosa ha un significato particolare perché l'accordo sulla produttività senza la firma della CGIL prevede che nei prossimi anni le condizioni per aumentare la produttività nelle imprese siano date dall'intensificazione dei ritmi di lavoro, dall'aumento della prestazione, dalla riduzione dei salari. E dentro questa crisi l'idea che si fa strada è che con meno lavoratori, senza investire, senza innovare, senza introdurre elementi nuovi avanzati nella organizzazione del lavoro, sia possibile dentro le imprese risolvere il problema del gap competitivo tra l'industria italiana e quella degli altri paesi. Una scelta come questa non poteva trovare il consenso nostro, e non poteva trovare il consenso nostro perché il governo ha deciso di finanziare con quella scelta un'operazione contro il contratto nazionale di lavoro. Il governo ha messo a disposizione una quota economica perché il contratto nazionale possa essere fatto fuori, perché una parte dei minimi possano essere derubricati a secondo livello e poter agire così sulla defiscalizzazione di una quota di salario, sottraendo ai lavoratori il diritto di avere un contratto collettivo nazionale con i minimi uguali per tutti i lavoratori. E la prima ricaduta di una scelta come questa si è avuta sul contratto dei meccanici proprio ieri. Lì, in una trattativa che va avanti da tanto tempo e che si può dire essere stata una finta trattativa, si è arrivato a una conclusione. La conclusione nella sostanza è che il modello della Fiat viene esteso a tutti i lavoratori metalmeccanici. La conclusione non sono i comunicati che la FIM e la UIL hanno fatto ieri pomeriggio. La conclusione sta nei testi scritti che dicono cose precise. La prima dice che i minimi salariali, l'incremento che normalmente nel rinnovo del contratto riguarda l'insieme dei lavoratori, adesso non saranno più tali, perché potremo avere aziende contro aziende, lavoratori contro lavoratori, tanto che i minimi sono variabili. Sono variabili perché si possono introdurre lo schema dell'accordo separato voluto dal governo, dalla Confindustria, dalla CISL e dalla UIL, e sono variabili perché esiste la possibilità in ogni azienda in crisi di derogare dai minimi, e cioè ci potranno essere aziende che daranno i minimi secondo quanto previsto e aziende che, utilizzando la crisi, potranno dilatare i minimi 12 mesi dopo. Avremo una situazione in categoria per cui più nessun lavoratore avrà la retribuzione di un altro lavoratore, ed il principio di uguaglianza che diceva a parità di lavoro, parità di salario, viene messo in discussione pesantemente, e con esso la possibilità che tutti i lavoratori possano riconoscersi nell'unico contratto di lavoro che era quello dei metalmeccanici. E insieme a questo il modello Fiat si afferma anche su un altro punto significativo: aumenta il comando dell'impresa. Si decide per accordo che in azienda devono comandare i padroni e i lavoratori non hanno titolo diritto di contrattare le loro condizioni. Chi diceva che queste cose le faceva per aumentare il peso della contrattazione di secondo livello, adesso è dimostrato con questo accordo
che i lavoratori avranno meno potere contrattuale nelle fabbriche, perché addirittura su un tema delicato come quello degli orari di lavoro, in una condizione di profonda crisi, le imprese potranno decidere di aumentare la prestazione straordinaria fino a 80 ore, comandando i lavoratori con prestazioni che prima dovevano essere concordate tra le parti. E il tetto è stato fissato a 120 ore, tra flessibilità e prestazioni. È normale che in una condizione nella quale i lavoratori sono espulsi dalle fabbriche per effetto della crisi si punti ad aumentare l'orario di lavoro di chi resta in fabbrica nelle peggiori condizioni. Tutto questo hanno realizzato nell'accordo, insieme alla manomissione del sistema di malattia, che era un sistema garantista che consentiva per i primi 3 giorni di malattia di avere tutti gli stessi trattamenti. Anche questa cosa è stata messa in discussione e viene tolto il diritto ad avere la retribuzione piena per i primi 3 giorni di malattia dopo il 4º evento. Allora noi pensiamo, lo vogliamo dire, che di fronte a una condizione come questa il tema della democrazia, il tema della rappresentanza, di chi rappresenta chi e per quale ragione si può firmare un contratto, debba ritornare centrale nelle fabbriche e nella nostra discussione. E deve diventare centrale perché non può essere che organizzazioni di minoranza sottoscrivano accordi che poi vengono applicati a tutti i lavoratori. E allora su questo 2 questioni. La prima, la FIOM ha fatto bene, lo dirà Maurizio dopo, a decidere che apriremo un'avvertenza legale perché non sono applicati gli accordi sulla rappresentanza che chiamerà in causa per la prima volta non solo la Federmeccanica ma anche la FIM e la UIL. E la seconda, compagni, noi dobbiamo contrastare questi accordi dentro le fabbriche, dobbiamo impedire ai padroni di passare con l'unilateralità, con i minimi diversificati, di passare con il comando sugli orari di lavoro, e per farlo dobbiamo decidere che alla FIOM e ai lavoratori che noi rappresentiamo questi accordi non vanno applicati e dovremo batterci invece perché su questo terreno riparta con forza una nostra iniziativa sulla nostra piattaforma contrattuale. Non abbiamo rinunciato ai nostri obiettivi e dobbiamo sapere che proprio a partire da questo straordinario risultato che è lo sciopero di oggi, che è uno sciopero che ha visto coinvolte tutte le fabbriche del Veneto in un lavoro straordinario fatto dalle nostre RSU, dai nostri compagni, tutto quello che sta avvenendo in questa giornata con la mobilitazione decisa dalla FIOM ci dice che noi abbiamo la forza per continuare sulla nostra linea, per contrastare gli accordi separati, per battere i padroni sul terreno delle rivendicazioni che stiamo avanzando. Ed infine credo si possa dire questa questione. La questione degli accordi separati, per risolverla, ha bisogno di una legge. C'è bisogno di una legge sulla rappresentanza che stabilisca la certezza della possibilità per i lavoratori di avere in capo a loro la democrazia, il diritto di votare in fabbrica tutti gli accordi che li riguardino. Ed è evidente che insieme a questo ci deve essere la certezza che organizzazioni di minoranza non possono sottoscrivere accordi che riguardino l'insieme dei lavoratori. E quindi la battaglia per una legge significa una battaglia per riportare dentro la fabbrica democrazia e diritti. Mi piace dire questo, compagni, e chiudo. Ci hanno provato davvero nel corso di questi anni a farci fuori. Hanno provato la Fiat in maniera plateale, evidente, discriminando la FIOM, evitando di fare le trattenute sindacali agli iscritti alla FIOM, tenendo fuori i nostri gruppi dirigenti, ricattando i lavoratori con accordi capestro e con referendum ricattatori. Tuttavia, compagni, noi a distanza di 1 anno e mezzo, di 2 anni da quelle battaglie, non solo siamo in piedi, ma adesso sono in molti che cominciano a pensare che forse la FIOM non aveva torto allora e molto probabilmente
le nostre ragioni oggi trovano auditori ed ascoltatori che prima non c'erano. Se questo è stato possibile, lo è stato per la lunga, tenace battaglia di resistenza che abbiamo condotto, e io penso, compagni, che questa nostra resistenza, questa nostra tenacia è l'elemento di forza che ci consente di dire anche adesso che siamo contro gli accordi separati, sapendo che su questa base allarghiamo il consenso con i lavoratori e siamo in grado, quando lo decidiamo, di costringere i padroni a fare i conti con ciò che noi rappresentiamo nella fabbrica. E infine, Afim Wilgo ha detto questo: se siete tanto convinti di aver fatto un buon accordo, se siete convinti che l'accordo che avete fatto è un accordo che va incontro alle aspettative dei lavoratori, perché non fate le assemblee dei lavoratori e non mettete questo accordo a disposizione del voto dei giudizi dei lavoratori? Questo toglierebbe di mezzo tutto, ma se non lo si fa, cari compagni, occorre dire anche questo: è evidente la cattiva fede, è evidente il fatto che si è firmato un accordo non sulla piattaforma sindacale, ma dentro la piattaforma delle controparti, perché qui dentro vi sono tutte le linee guida che gli industriali avevano elaborato nella loro assemblea di giugno a Bergamo. È evidente che un accordo come questo dice la parola fine al contratto collettivo nazionale di lavoro, dice la parola fine perché rompe i principi costitutivi e fondamentali della solidarietà, dice la parola fine perché senza un contratto degno di questo nome sarà possibile per i padroni mettere in competizione i lavoratori tra di loro, e il contratto, che per noi è sempre stato un elemento fondamentale della solidarietà, ma anche il limite oltre il quale non si poteva andare nello sfruttamento dei lavoratori del nostro Paese, cessa di avere questa funzione. È evidente quindi che noi ripartiamo da qui, da questo elemento di consapevolezza, convinti comunque che terremo duro, non faremo marcia indietro, continueremo nelle nostre battaglie per la riconquista del contratto, di una rappresentanza certa e della democrazia nei luoghi di lavoro. La parola per le conclusioni al nostro grande segretario Maurizio Landini. Care compagne e cari compagni, credo che la risposta migliore che si poteva dare allo sfregio che hanno fatto ieri, accettando le altre organizzazioni di firmare nei fatti la piattaforma che Federmeccanica aveva presentato, è proprio quella che gli si sta dando oggi, qui come nel resto delle regioni d'Italia. E c'è un primo elemento chiarissimo, che quello non è un contratto, quello è la cancellazione del contratto nazionale e soprattutto quell'accordo conveniente solo per le imprese è un accordo che non ha il consenso della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. E lo dobbiamo dire con chiarezza, che questo è un punto per noi non rinunciabile. E vorrei dire che non solo la scelta di fare questo accordo separato è il figlio e il frutto avvelenato dell'accordo separato sulla produttività, che è anche il timbro del governo e che giustamente la CGIL ha rifiutato di sottoscrivere, ma se ci pensate è l'origine di questo accordo che chiarisce tutto. Quello che, leggendo i contenuti, non i comunicati che le altre organizzazioni stanno facendo, se uno prende l'accordo, perché quello bisogna leggere, capisce che i contenuti sono gli stessi che la Fiat impose a Pomigliano. Vi ricordate allora che le altre organizzazioni sindacali raccontavano che ciò che stava succedendo a Pomigliano era un fatto eccezionale e non ripetibile?
Io ho tenuto i volantini nel mio ufficio firmati dalla FIM e dalla UIL che raccontavano e dicevano che mai e poi mai loro avrebbero firmato cose analoghe da altre parti. Mentre noi oggi siamo di fronte, questo è il punto vero, che quel modello rischia di estendersi a tutti i lavoratori metalmeccanici italiani. E noi questo punto lo dobbiamo impedire, perché non solo questo devasta la contrattazione, ma mette in discussione un punto di fondo, e cioè che le persone che lavorano siano persone libere e soprattutto abbiano il diritto di poter contrattare la propria prestazione di lavoro. Questo è il punto di fondo, punto per noi irrinunciabile. Guarda caso, orario. Io trovo che sia uno, da quello che velocemente ho potuto leggere, dei punti più devastanti di quell'intesa. Se uno va a vedere cosa hanno scritto, lì succede questo, che lo straordinario comandato è di 80 ore, che la flessibilità, l'orario plurisettimanale è portato a 80 ore, si possono sommare fino a 128 ore per ogni lavoratore in un anno, e tutto questo non è più oggetto di nessun accordo con l'RSU, ma è in mano alle imprese, che possono, quando vogliono, comunicarti che ti modificano il tuo orario di lavoro. E se si aggiunge a questo pacchetto di 128 ore che quella intesa dà diritto a un'azienda di pagarti i permessi retribuiti 3 giornate, anziché fare il permesso retribuito a casa, te lo paga e tu vieni a lavorare, fate la somma, noi abbiamo in quell'intesa un pacchetto di quasi 150 ore per ogni lavoratore in mano all'azienda. Tu sei di fronte al fatto che questa intesa dice che si aumenta l'orario individuale di ogni singolo lavoratore e che è l'azienda che dispone del tempo e dell'orario delle persone, che non possono più né negoziare come farlo né avere la libertà di poter discutere del proprio orario. Voi capite che qui c'è un doppio tema, perché noi siamo di fronte alla follia che in un periodo di crisi, di cassa integrazione, di posti di lavoro a rischio, l'idea che viene fatta è che si deve aumentare l'orario di lavoro. Badate che aumentare individualmente 150 ore di orario vuol dire ridurre i posti di lavoro, vuol dire non redistribuire il lavoro che c'è tra tutti, non vuol dire creare nuovi posti di lavoro, non vuol dire usare i contratti di solidarietà o ridurre gli orari di lavoro, vuol dire aumentare l'orario. E tutti questi che si lavano la bocca dicendo che farebbero come i tedeschi, io gli vorrei ricordare che alla Volkswagen, quando quella grande azienda si è trovata di fronte al fatto che aveva 30.000 posti di lavoro a rischio, chiamò i sindacati, gli disse: su 100.000 addetti abbiamo 30.000 posti di lavoro in più, e fecero una scelta un pochino diversa, perché per non licenziarne neanche uno si ridussero tutti l'orario a 27 ore la settimana, hanno fatto gli investimenti che dovevano fare e oggi tornano a lavorare tutti a 35 ore e sono tra le aziende che stanno andando meglio in Europa e nel mondo. E allora questo punto è un punto gravissimo, perché non solo l'orario di lavoro è vita delle persone, non solo dare in mano l'orario di lavoro alle imprese vuol dire dare la vita delle persone in mano alle imprese, ma se ci pensate noi siamo di fronte al fatto che quella che è stata la conquista del contratto nazionale di lavoro
è stato proprio quello di mettere nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso l'elezione dei delegati e il ruolo dell'RSU, di poter contrattare la prestazione di lavoro. Questo è quello che fa la differenza di essere persone libere in fabbrica o essere in mano totalmente all'impresa. E in più, pensate un attimo, in un paese dove il 90% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, senza il contratto nazionale, quei lavoratori lì non hanno alcuna tutela. Non raccontiamoci balle dell'estensione del secondo livello di contrattazione. Queste sono balle che si possono raccontare a chi non sa come funziona il mondo o chi non ha mai visto una fabbrica. Ma se uno frequenta un po' i luoghi di lavoro, e un sindacalista dovrebbe farlo, sarebbe meglio che lo sapesse, sa perfettamente che senza il contratto nazionale di lavoro, tanto più in una situazione di crisi pesante come quella che stiamo vivendo, i lavoratori sono più soli, e togliere diritti vuol dire semplicemente aumentare la possibilità di ricatto in questa direzione. E badate, e avrete modo di leggerlo nei prossimi giorni, che sono stati meno rudi quelli di Federmeccanica rispetto alla Fiat. Hanno scritto meglio, ma la sostanza è uguale, perché c'è un punto, lo chiamano clausole inscindibili, che vuol dire che tutto ciò che c'è nel contratto si tiene, che dice che, guarda caso, proprio queste nuove norme sull'orario e sulla flessibilità sono elementi inscindibili con altri diritti che eventualmente ti dà il contratto, che tradotto in italiano vuol dire che se per caso qualcuno decidesse di proclamare uno sciopero quando tu mi comandi lo straordinario, per come è stato scritto, quello vuol dire che se tu fai una cosa così non stai facendo applicare il contratto e ti potrebbero togliere qualche altro diritto. Ma qui è bene che gli diciamo una cosa, così lo sanno anche le imprese fin da adesso. Quell'accordo lì, che è firmato solo da alcune organizzazioni sindacali, impegna quelle organizzazioni sindacali e gli iscritti a quelle organizzazioni sindacali. Si deve sapere fin da adesso che la nostra lotta non è che finisce qui oggi con una protesta. La nostra lotta comincia qui oggi, perché nelle fabbriche, nei territori, nei luoghi di lavoro, il nostro compito da domani è quello di rendere impraticabile quell'accordo e di mettere in campo tutte le azioni necessarie per impedire che venga applicato. E dopodiché, sapete, è un po' la rabbia che c'ha anche la Fiat quando è stata costretta a riconoscere le RSA della FIOM. Perché vedete, le notizie che ci arrivano, sia ieri che oggi, è che anche i lavoratori della Fiat hanno ricominciato a scioperare. E guarda caso, siccome noi quegli accordi non li abbiamo firmati, se fanno le sanzioni, le fanno le organizzazioni che hanno firmato, capite? E quindi hanno una qualche preoccupazione di quello che può avvenire. Bene, si deve sapere che noi su questo punto non abbiamo nessuna intenzione di accettare il peggioramento di queste condizioni, e noi vogliamo riaffermare un punto di fondo, e cioè che l'orario di lavoro, il salario, la prestazione in fabbrica è un diritto di chi lavora di poterlo contrattare, e noi non rinunceremo a questo diritto mai, e lo faremo praticandolo, dicendo che è possibile andare in un'altra direzione, muoversi in questo modo. Questo riguarderà il salario, questo riguarderà altri diritti, compresa la questione della malattia. Sapete che è singolare, perché ho letto velocemente ieri sera un volantone delle altre organizzazioni che non raccontavano le cose che vi ho detto io, no? Descrivevano un altro mondo e dicevano: abbiamo migliorato le tutele per la malattia lunga. Uno dice: bene, ottimo. Però in cambio abbiamo ridotto quelle per la malattia breve. E allora uno gli dice: scusa,
ma se uno arriva anche a avere delle malattie lunghe, prima è passato anche delle malattie brevi, e quindi per quale ragione tu mi devi dire che mi tuteli meglio una situazione e dall'altra parte in realtà metti in discussione una conquista? Perché il pagamento dei primi 3 giorni di malattia non l'ha mica regalato nessuno, Questo non è previsto dalla legge, questa è stata proprio una conquista contrattuale dei lavoratori, proprio degli anni 70, quando si conquistò il contratto. Allora dovrebbero sapere, questi signori che firmano qualsiasi cosa che gli passa sotto, anche quando è bianca e qualcun altro la scrive, dovrebbero sapere che se in questo paese ci sono dei diritti è perché chi non ce li aveva si è battuto per conquistarli e per ottenerli. E il dovere nostro di tutti, anche di quei sindacati lì, dovrebbe essere quello di mantenere i diritti che sono stati conquistati per fare in modo che quelli che verranno dopo di noi abbiano gli stessi diritti. Non possiamo passare alla storia per quelli che hanno cancellato i diritti e hanno offerto a chi viene dopo di noi semplicemente la barbarie in mano alle imprese. E lo dobbiamo anche a quei giovani, a quegli studenti che hanno parlato qui prima di me e che insieme a noi hanno la volontà di cambiare la situazione. Certo, è vero, noi siamo di fronte al fatto che intere generazioni corrono il rischio di avere davanti a sé un futuro solo di precarietà. Io ve la racconto su di me. Quando ho cominciato a lavorare io, sono andato all'ufficio di collocamento, mi sono iscritto e lì mi hanno trovato un lavoro. Quando sono entrato a lavorare avevo dei diritti appunto perché quelli prima di me li avevano conquistati. Oggi proviamo a pensare, siamo noi in grado di garantire che quelli che verranno dopo di noi, non che saranno ricchi, ma che avranno almeno i diritti che abbiamo avuto noi? Noi oggi questo è il punto che abbiamo di fronte. E se vogliamo poter guardare in faccia i nostri figli, i giovani che oggi corrono il rischio semplicemente di essere precari e di essere in mano alle imprese, abbiamo bisogno di assumere questa solidarietà. E badate che qui c'è un insegnamento di un grande sindacalista, di Vittorio, che è stato il più grande segretario generale della CGIL, diceva una cosa molto precisa. Diceva che il compito fondamentale di un sindacato è quello di impedire la concorrenza tra i lavoratori. E diceva che un sindacato per essere tale deve avere 2 caratteristiche e per essere credibile nelle persone che rappresenta: essere un sindacato onesto e essere un sindacato democratico, che decide assieme alle persone che rappresenta e che costruisce l'unità proprio con la democrazia. Bene, se voi ci pensate un attimo, noi siamo di fronte a una situazione che rischia di andare esattamente nella parte opposta. Riflettete su questo punto. In questi ultimi 3 anni hanno fatto l'accordo separato nel 2009 sul modello contrattuale, che ha portato all'accordo separato, che ha introdotto le deroghe. Poi è intervenuto il governo nuovo, anzi prima c'è stato quello vecchio, Sacconi prima di andarsene ha fatto la legge che gli chiedeva la Fiat, l'articolo 8. Badate che adesso quella è legge dello Stato e introduce nel nostro paese una cosa che non esiste né in Europa né nel resto del mondo, che dice che in azienda tramite accordo tu puoi derogare non solo dai contratti, puoi derogare le leggi. Allora io ho fatto delle scuole basse, come si dice dalle mie parti, non ho studiato tanto, ma se c'è una cosa che ho imparato è che se una legge è derogabile non è una legge, e la legge serve proprio per tutelare i più deboli, non per tutelare i più forti. E se tu introduci questo elemento, tu sei di fronte al rischio di un ricatto continuo delle imprese nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. Ma poi il governo ha fatto l'intervento sulle pensioni, il governo ha modificato il mercato del lavoro, da ultimo abbiamo avuto nei giorni scorsi l'accordo sulla produttività,
Che caratteristiche hanno tutte queste cose? Compresa la Fiat che è uscita da Confindustria e ha esteso il modello di Pomigliano a tutti gli 80.000 suoi dipendenti. Che caratteristica hanno questi contenuti? Non solo che cancellano la contrattazione, che modificano il quadro, ma se ci pensate c'è un punto che ha reso possibile tutto questo, o meglio due. Uno è che tutti questi accordi non sono mai stati sottoposti al voto e al giudizio delle persone interessate. C'è una violazione della democrazia, perché non si può dire che si fanno accordi in nome delle persone che lavorano e tu non permetti mai alle persone che lavorano di decidere se quelli sono gli accordi che vogliono, se sono giusti o no. Questa questione della democrazia è oggi un punto fondamentale che noi dobbiamo mettere in campo, perché la stessa cosa, e lo dico non perché sono qui ma perché è la verità, riguarda gli studenti. Le varie riforme che sono state fatte non hanno mai messo nella condizione gli studenti o chi lavora nella scuola di poter dire il proprio pensiero. E badate che nei provvedimenti presi anche in queste ore, anche tra gli studenti stanno mettendo in discussione, guarda caso, il diritto di assemblea, il diritto di poter discutere, il diritto di potersi confrontare. E poi c'è un altro punto. Queste cose sono potute avvenire perché c'è sempre stato il consenso di chi governava per fare queste cose. Il governo Berlusconi prima ha fatto il tifo per la Fiat, il governo Monti dopo ha fatto anche di peggio del governo Berlusconi prima, che non solo ha difeso la Fiat ma ha devastato lo Stato sociale, le pensioni, il mercato del lavoro e oggi ha messo il timbro sull'accordo sulla produttività. E quindi noi non abbiamo solo il problema di impedire l'applicazione di questo accordo, noi abbiamo anche il problema, e lo dico con forza, perché è una delle ragioni dello sciopero, di cambiare il quadro politico di questo Paese e di cambiare il governo di questo Paese. E dobbiamo dire con chiarezza che noi chiediamo che chi si candida a governare questo Paese deve fare delle nuove leggi che modificano e cambiano le leggi che sono state fatte dal governo Berlusconi prima, dal governo Monti poi. Bisogna cancellare l'articolo 8, bisogna ripristinare l'articolo 18, bisogna rimettere mano a una riforma vera delle pensioni, bisogna cancellare la precarietà in questo Paese e bisogna fare, e lo dobbiamo far diventare un punto esplicito di chi chiede il voto per andare al governo, una legge sulla rappresentanza, perché se ci fosse in questo Paese una legge sulla rappresentanza che dice due cose banali, che i lavoratori hanno diritto, iscritti e non, ad eleggere i propri delegati, che i sindacati contano per quello che pesano, per quanti iscritti hanno e per quanti voti prendono nelle elezioni dell'RSU, e che gli accordi aziendali e nazionali sono validi quando la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti li approva. Questa banale legge impedirebbe qualsiasi accordo separato e metterebbe nelle condizioni le persone di affrontarlo. E in più mi permetto di dire un'altra cosa, perché discutere dicendo ci vuole l'unità sindacale, andate d'accordo, trovo che sia un po', consentitemi la parola forte, una certa paraculaggine, diciamo così. Non perché, e vorrei essere chiaro, non perché noi siamo contro l'unità sindacale, all'opposto, noi siamo i primi a sapere che le conquiste in questo Paese sono state fatte quando c'è stata la massima unità tra le lavoratrici e i lavoratori. Ma oggi diciamo una cosa in più. Noi siamo di fronte non a una semplice divisione sindacale, siamo di fronte ormai a strategie sindacali diverse che addirittura mettono in discussione l'idea stessa e il ruolo che il sindacato deve avere. Allora, se tu vuoi ricostruire l'unità sindacale e se anche sul piano politico pensi che l'unità sindacale è una cosa utile per il Paese, non devi scegliere con che sindacato stare, devi
fare la legge sulla rappresentanza. Perché? Perché l'unità sindacale non è la somma delle organizzazioni sindacali, è di più. L'unità sindacale è innanzitutto un diritto di chi lavora e per poterlo esercitare questo diritto hai bisogno della democrazia, di poter votare, di poter decidere, di poter scegliere i tuoi delegati e guarda caso, se questa cosa non c'è, noi siamo di fronte alla barbarie attuale, e cioè che sono le singole imprese, le singole controparti che scelgono i sindacati che gli conviene di più di volta in volta in base all'interesse che debbono portare a casa, fino a negare la libertà sindacale. Quindi quando noi diciamo queste cose, vorrei essere chiaro, non stiamo difendendo la FIOM, anche perché, consentitemi, la FIOM ha 110 anni di vita e stiano tranquilli, c'era prima di Marchionne della Federmeccanica e ci sarà anche dopo Marchionne e dopo la Federmeccanica e siamo capaci di difenderci e di ottenere dei diritti. Noi però stiamo facendo una battaglia che ha un valore generale, perché noi non difendiamo la FIOM. Noi stiamo difendendo la libertà e il diritto di ogni persona che lavora di essere una persona libera e di potersi scegliere il sindacato che vuole. E fatemi dire anche quest'altra cosa. Noi ci rivolgiamo direttamente alle forze politiche e mi permetto di rivolgermi direttamente anche a Bersani, che è stato indicato come possibile candidato premier delle prossime elezioni. Io faccio questo semplice ragionamento. Oggi in questo Paese c'è una discussione di massa sul fatto che c'è una distanza tra la politica e le persone e si valorizza le scelte che permettono alle persone di scegliere. Si dice che le primarie sono stato uno strumento importante che va anche esteso. Io devo dire che considero qualsiasi strumento realmente democratico che permette alle persone di partecipare e di decidere che sia un passo avanti utile. Non so, perché c'è anche il centrodestra che diceva che le voleva fare, non so se il Cavaliere avrà questa attenzione democratica. Ecco, però detto questo io dico certo, siamo di fronte a un fatto di questa natura. E allora il problema che io pongo diretto è uno ed è molto semplice. Se tutti considerano le primarie, a destra, a sinistra, addirittura adesso anche via web, no? Ci sono i movimenti che le fanno anche via web, un po' inquietante, ma che le fanno via web, diciamo così. Bene, se tutti considerano questo strumento che il cittadino deve poter scegliere chi governa, noi chiediamo a loro che questo diritto del cittadino sia garantito dappertutto, perché non è accettabile che uno è un cittadino fuori dalla fabbrica e al mattino quando entra nel luogo di lavoro non è più un cittadino perché lì decide sulla sua testa il padrone o quello che passa dalla sera alla mattina. Benissimo, se si estende la democrazia e se le primarie sono lo strumento e il voto diretto, si garantisca questo voto e si fatta questa legge e noi dobbiamo batterci in questa direzione. E siccome sono quasi sicuro che altri sindacati non andranno nelle fabbriche metalmeccaniche a spiegare quello che hanno fatto, forse anche loro faranno una consultazione via internet, può darsi che gli sia più semplice, noi diciamo con molta precisione che non solo li sfidiamo, se davvero siete convinti che quello che avete sottoscritto è così vantaggioso per i lavoratori, andiamo assieme a fare le assemblee e facciamo votare le lavoratrici e i lavoratori. Ma se questo non ci sarà, lo facciamo noi. Noi andiamo a fare le assemblee e discuteremo la prossima settimana, che abbiamo già convocato anche il Comitato Centrale,
di quale iniziativa mettere in campo. Io penso che noi non solo dovremmo fare le assemblee, ma noi dovremmo, fabbrica per fabbrica, territorio per territorio, regione per regione, mettere in campo le iniziative di mobilitazione nelle fabbriche, perché attraverso accordi aziendali, territoriali, regionali, quelli che sarà possibile, impediamo di applicare questa intesa e riaffermiamo il valore degli accordi, della contrattazione, chiedendo alle lavoratrici e ai lavoratori di sostenere la nostra iniziativa e la nostra battaglia. Ma noi abbiamo fatto anche di più, gliel'avevamo detto, perché badate, quando come la chiamano loro, una trattativa inizia il 23 di luglio, non convocando la FIOM, anzi escludendo la FIOM dal tavolo della trattativa, era chiaro cosa volevano fare. Una scelta di quella natura lì non poteva che portare dove sono andati a finire, e cioè a firmare la piattaforma di Federmeccanica. Perché sapete, un sindacato degno di questo nome, quando la Federmeccanica ti dice che l'accordo lo fa perché lo ha detto e l'ha scritto solo se conviene alle imprese, e ti presenta a lei la piattaforma, che era esattamente quello che hanno sottoscritto, un sindacato degno di questo nome dice che se la Federmeccanica vuole trattare deve ritirare la sua piattaforma. Di solito le piattaforme le presentano i lavoratori, le trattative le fai sulle piattaforme che hanno votato i lavoratori, non su quelle che ti hanno presentato le imprese. E badate che qui c'è una violazione esplicita anche dell'accordo del 28 di giugno. Noi, come è noto, non eravamo entusiasti quando hanno fatto quell'accordo, ma noi siamo persone che sanno stare alle regole in democrazia. La maggioranza dei lavoratori e degli iscritti alla CGIL aveva espresso un parere favorevole, noi abbiamo chiesto applichiamo l'accordo del 28 di giugno. Non l'hanno mai voluto applicare proprio la Federmeccanica e la FIM e la UIL per poter fare l'accordo separato, perché quell'accordo dice una cosa precisa, dice che hanno diritto a sedersi al tavolo delle trattative tutte quelle organizzazioni che rappresentano almeno il 5% tra numero di iscritti e voti che prendono. Come è noto, la FIOM qualcosina in più del 5% lo rappresenta in questo Paese, ma non ci hanno voluto a quel tavolo, perché ci hanno detto che se dovevamo sederci al tavolo avremmo dovuto prima firmare il contratto separato del 2009, poi FIM e UILM addirittura hanno avuto l'astuzia di dirci che avremmo dovuto firmare anche l'accordo della Fiat, capite? No? Ma al di là di questi elementi noi siamo di fronte a una violazione esplicita. E badate, come abbiamo fatto con la Fiat, noi facciamo anche con Federmeccanica e con FIM e UILM. E finché in questo Paese c'è la Costituzione, finché in questo Paese ci sono le leggi, noi ieri, sapendo cosa saremmo andati incontro, a Roma, in tribunale a Roma, abbiamo depositato una denuncia e abbiamo portato in tribunale Federmeccanica e FIM e UILM per violazione dell'accordo del 28 di giugno, per chiedere che venga annullato questo accordo e che venga ripristinata la libertà sindacale in questo Paese, permettendo alla FIOM di negoziare e di avere la stessa dignità che hanno le altre organizzazioni sindacali. E proprio per questa ragione noi non ci fermeremo di fronte a questo non accordo. Questo è proprio un esempio, lo dico perché i tanti compagni e compagne che da un po' sono in FIOM sanno che ciò che la Federmeccanica si è portata a casa adesso è almeno da 20 anni che lo sta chiedendo. Gli ultimi accordi, compreso quello unitario del 2008, se vi ricordate che fu firmato il giorno prima che cadesse il governo Prodi con mobilitazioni nel Paese, già allora ci chiedevano mano libera negli orari, già allora ci chiedevano di
aumentare lo straordinario obbligatorio, già allora ci chiedevano di cancellare il ruolo dell'RSU, ma allora, siccome la FIOM era al tavolo delle trattative, queste porcherie non sono passate. Oggi non si può contrabbandare come accordo quello che è nient'altro che un'adesione e aver ceduto alle richieste che faceva la Federmeccanica, e una cosa di quel genere lì cancella l'esistenza del contratto nazionale. Io penso che se voi parlate normalmente in fabbrica con qualsiasi lavoratore e gli dite se quello è un contratto nazionale, secondo me avrà una risposta precisa. È un contratto nazionale che se mi aumenti l'orario non posso più contrattare? È un contratto nazionale se non mi paghi più i giorni di malattia quando ci vado? È un contratto nazionale in cui non ho la certezza di quant'è l'aumento, perché si può modificare a seconda della zona in cui sono, della fabbrica in cui sono, dell'accordo che può essere realizzato? E sentite, io trovo che in una situazione di questo genere una persona normale ti dice che piuttosto di dare indietro tutta questa roba per dire che c'hai un contratto, ti dice sai che c'è, teniamoci quello che abbiamo e poi vedremo tra un po' assieme quello che possiamo fare. E lo dico questo perché noi avevamo avanzato una proposta per evitare questa situazione. Noi avevamo proposto di fare un accordo per un anno che mettesse al centro il lavoro e l'occupazione, perché in questo Paese, e la follia di chi firma questi accordi è che sono accordi che non fanno altro che aiutare l'aumento della crisi di questo Paese, è proprio che era necessario mettere assieme tutte le forze e le risorse per avviare un diverso processo di sviluppo e di occupazione. Noi avevamo proposto, facciamo per un anno un accordo per il lavoro, chiediamo al governo di defiscalizzare gli aumenti del contratto nazionale, chiediamo al governo di defiscalizzare le riduzioni d'orario, i contratti di solidarietà, di dire che quelli che investono nel nostro Paese, le imprese che tengono qui le produzioni e che fanno gli investimenti qui, sono quelle che noi favoriamo. E tutto questo ci è stato detto che non andava bene, che si doveva andare da un'altra parte. Allora vedete, qui c'è un punto. Tenere assieme oggi la lotta per il contratto e per il lavoro vuol dire anche aprire una discussione in questo Paese per una diversa politica industriale. Noi siamo di fronte al rischio concreto, non è una finta. Noi siamo di fronte al rischio che nei prossimi mesi interi settori del nostro sistema produttivo rischiano di saltare. C'è la Fiat, adesso ho sentito l'altra sera per televisione che se n'è accorto anche il ministro Passera che la Fiat non sta facendo investimenti in Italia, quindi se si sono svegliati anche loro vuol dire che è vero, no? Ed è evidente a tutti che se un'azienda non fa investimenti, prima o poi chiude, si può chiamare Fiat o si può chiamare in un altro modo, ma ciò che fa stare in piedi un'azienda e che crea lavoro è se fai degli investimenti, se qualifichi i tuoi prodotti, se fai funzionare meglio le tue aziende. E noi corriamo il rischio che non solo il settore dell'auto, ma il settore della siderurgia, il settore degli elettrodomestici, il settore dell'informatica, il settore delle telecomunicazioni, rischiamo che tra un po' questi settori non ci sono più, le aziende hanno chiuso, sono andate da altre parti e non c'è più possibilità di far nulla, perché tutto ciò che chiude, anche quando ci sarà una ripresa, non sei più nella condizione di salvaguardare nulla. E allora oggi, non tra un po', oggi è il momento di intervenire, oggi ci vuole una politica industriale, oggi ci vogliono degli investimenti e noi siamo di fronte al fatto che siamo il paese che a livello di investimenti in ricerca, in innovazione e sviluppo più basso d'Europa, sia pubblici che privati, perché se ce la vogliamo dire tutta, in questo paese non c'è solo una classe politica inadeguata, qualcuno mi dice che abbiamo una classe imprenditoriale che è meglio di quella politica, lo chiedo. Quello che sta facendo la Fiat è nell'interesse di questo Paese
o nell'interesse della famiglia di qualcuno. Quello che sta succedendo a Taranto, la famiglia Riva lo sta facendo nell'interesse del paese o di qualcun altro. Io non sto dicendo che le imprese sono tutte uguali, perché per fortuna ci sono anche degli imprenditori seri che hanno fatto degli investimenti. Non a caso quelli che oggi stanno reggendo alla crisi sono proprio quelli che hanno investito e che stanno producendo anche all'estero. Però bisogna dirlo, sono la minoranza di questo paese, perché in questo paese è passata l'idea folle che 20 anni di Berlusconi ha anche esteso, che si era furbi se non si pagavano le tasse, che si era furbi se si prendeva e si pagavano pochi lavoratori, ma soprattutto una logica di fondo, che tutto aveva un prezzo, che tutto si poteva comprare e vendere, il lavoro come le concessioni, come le altre cose, e non si è invece favorito uno sviluppo, un investimento che permettesse di affrontare, fatemela dire così, visto che c'erano anche gli studenti. Noi dovremmo nelle scuole, nelle università, investire molto, perché ciò che fa la differenza di un paese è il saper fare le cose. Ciò che fa la differenza è il sapere che hanno nella testa gli operai come gli impiegati. E allora bisognerebbe dire che nelle università e nelle scuole non devi insegnare agli ingegneri come si fa a tagliare 10 minuti di pausa ai lavoratori, si dovrebbe insegnare come si fa a progettare auto che non inquinano, a come si ricicli le produzioni, a pensare a un nuovo modello di sviluppo, a come costruirsi un piano per l'energia. Noi siamo l'unico paese in Europa che non ha un piano dei trasporti, che non ha un piano della mobilità, che non ha un piano siderurgico, che non ha un piano per le energie rinnovabili, che non ha un piano e un futuro per questo paese. E allora noi nel difendere il contratto e i diritti e nel difendere la democrazia non stiamo difendendo gli interessi di una parte o di qualcuno, noi stiamo proponendo un'uscita dalla crisi che affronti le ragioni per cui in questa crisi siamo andati, e siamo noi che vogliamo che ci sia un'industria e che ci sia degli investimenti. E vorrei su questo punto dire una cosa che vuole rendere evidente anche un ragionamento. Vorrei parlare dell'Ilva, non per parlare di altro, ma per dire un punto. Badate, voi lo sapete meglio di me, essendo a Venezia ed essendoci Porto Marghera, che non c'è mica solo l'Ilva che inquina. E in questo paese un problema che riguarda il rapporto tra quello che produci, come lo produci, quale sostenibilità ambientale ha, è un problema che è diffuso. E se non vogliamo raccontarci delle balle, è anche frutto del fatto che per tanti anni tutti, a volte anche con delle nostre responsabilità, si è pensato che produrre qualsiasi cosa poteva andare bene perché dava da lavorare. E oggi siamo di fronte al fatto che noi, se vogliamo rimettere al centro il lavoro e l'occupazione, abbiamo bisogno anche di ripensare a un nuovo modello di sviluppo, ma c'è bisogno di una crescita da parte di tutti. E il caso dell'Ilva, da un certo punto di vista, può essere anche un'opportunità di cambiamento, ma bisogna fare delle cose precise. E io vorrei dire 3 cose molto precise. Non ci si giri attorno. Lì, come è noto, la famiglia Riva di investimenti non ne ha fatti tanti. Ha speso molto per cercare di avere i tecnici che gli dicevano che le cose andavano bene anche quando non era vero, e ci sono responsabilità diffuse, ma oggi noi siamo di fronte a un punto. La siderurgia, l'acciaio, rimane uno dei prodotti fondamentali. Provate a pensarci, dai cellulari alle tecnologie, alle finestre, l'acciaio non è una cosa di cui non c'è bisogno nel mondo. E noi non è che possiamo liberarci la coscienza dicendo che se c'è un'azienda che inquina la chiudiamo, che è giusto, e poi ce ne freghiamo se lo producono in Cina, in India, da altre parti, facendo morire le persone. In più mi permetto di dire che se noi vogliamo rimanere un paese industriale, perché un paese non vive solo di servizi e di turismo, ha bisogno di avere un'industria e di produrre una ricchezza, noi abbiamo bisogno di avere un sistema siderurgico adeguato. Però se davvero vogliamo produrre senza inquinare c'è bisogno di investimenti, e lì, per dirla in italiano, c'è bisogno di almeno 4 miliardi di euro di investimento per rifare gli altoforni, per rifare le coccherie, per coprire i parchi tecnologici. Allora il punto che noi vediamo, se davvero quello è un interesse generale, non è che tu puoi affidare
questi investimenti agli stessi che hanno prodotto il disastro che è stato fatto fino adesso, che è la famiglia Riva. Non c'è bisogno, non c'è un giudizio. Se tu vuoi dare credibilità, devi mettere nella condizione che questo venga fatto. Allora noi continuiamo a pensare che c'è bisogno di un intervento diretto dello Stato, ma anche qui lo dico con chiarezza. Io non sto pensando che vanno buttati via dei soldi pubblici, però scusate, come ha fatto Obama a salvare le aziende automobilistiche in America? Non ha mica usato i soldi della Fiat, che non ce n'ha messo neanche uno, ha usato soldi pubblici, ma non li ha buttati a gratis. Ha detto che era un prestito, te li do per risanarti e quando funzioni me li ridai indietro. Chi impedisce di fare questa cosa in Italia? E la Volkswagen, a proposito di tedeschi, non ha forse il 20% di proprietà pubblica? Il 20% della Volkswagen è proprietà della regione in cui sorge lo stabilimento tedesco. Allora io dico che oggi, all'Ilva come in altri casi, perché può essere un modello, c'è bisogno, se vuoi salvare i settori strategici di questo Paese, di pensare e di prevedere anche un intervento pubblico che sia finalizzato a rilanciare i settori, a difendere la produzione, a garantire gli investimenti e a mettere nelle condizioni questo Paese di continuare a essere un Paese industriale. Di questo dobbiamo discutere. E se ci pensate, questo accordo separato che è stato fatto va esattamente nella direzione opposta, perché se tu apri alla derogabilità delle leggi, se tu aumenti gli orari, riduci i salari, tu vai nella direzione opposta, non tutelerai un posto di lavoro così. Noi se siamo in questa condizione, anche in una regione come questa, è perché negli anni passati la competizione si è giocata sulla precarietà, sui bassi salari, sullo sfruttamento, sugli appalti, il sottoappalto, il soprappalto, con pezzi ormai interi dell'economia reale che sono in mano alla malavita organizzata. Non c'è bisogno di vivere in un altro mondo per non sapere che ormai l''ndrangheta, la camorra, la malavita organizzata sono tante volte dentro a pezzi di economia reale, dentro al sistema degli appalti, dei subappalti e dei sottoappalti nel pubblico e nel privato. E allora se tu vuoi uscire da questa situazione, se vuoi cambiare il quadro, se vuoi rimettere al centro il lavoro, devi affrontare in modo diverso questi temi. E allora vedete che la battaglia per il contratto, per la democrazia e per la libertà non è una cosa staccata dal mettere al centro il lavoro e da pensare a un nuovo modello sociale. E noi questo è il problema che abbiamo di fronte e quello che abbiamo in campo. E allora la battaglia che vogliamo fare ha questa caratteristica. E proprio per questo nei prossimi giorni noi dobbiamo lavorare molto in questa direzione e mi permetto di dire qui, senza alcuna polemica, ma proprio a partire dal fatto che la CGIL non ha firmato, giustamente, l'accordo sulla produttività, che al suo interno ha proprio questa logica di continuare su una strada che è quella che ci ha portato in questi disastri, che se il primo frutto avvelenato di quell'accordo è quello che succede nei metalmeccanici, bene, questo non è un problema solo dei metalmeccanici. E se vogliamo davvero impedire che si torni indietro di 50 anni, non che si entri nel 2000, che si rischi di tornare all'800, noi abbiamo bisogno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che tutta la CGIL non sostenga i metalmeccanici, ma scendi in piazza e si mobiliti per impedire che a tutti i lavoratori italiani ci sia un attacco ai diritti e alla cancellazione dei contratti. Questo è il punto. E dobbiamo insieme chiedere alle forze politiche di fare cose precise. Concludo su questo punto. Noi abbiamo un impegno ulteriore davanti, che è quello della raccolta di firme per il referendum per cancellare l'articolo 8 e per ripristinare l'articolo 18. Io davvero faccio un invito, non solo che voi che siete qui, se non l'avete ancora fatto, di firmare, ma chiedo che ognuno di voi si impegni a fare in modo che almeno 2 o 3 persone che conoscete vadano a firmare, perché noi abbiamo bisogno a metà gennaio di depositare le firme per dire che c'è il referendum da fare. E badate, a quelli che ci dicono ah ma tanto se presenti le firme anche a gennaio si voterà se va bene nel 2014,
diciamogli che siccome qui non ci abbiamo scritto Joe Condor, lo sapevamo anche prima che era così, ma le firme le stiamo raccogliendo proprio adesso e le vogliamo depositare a gennaio, proprio perché da marzo a febbraio, non so quando, si va a votare. E noi vogliamo che le forze politiche ci dicano prima di chiederci il voto che cosa hanno in mente di fare quando andranno al governo. E se, come hanno detto all'incontro che la FIOM a suo tempo ha organizzato, se appena vanno al governo cancellano l'articolo 8, rimettono mano alle pensioni, rimettono mano alle leggi sulla precarietà, ripristinano l'articolo 18, noi siamo contenti che non si faccia il referendum, capite? Ma se per caso non lo fanno, debbono sapere che c'è un momento a cui debbono rispondere. E siccome abbiamo imparato con il referendum dell'acqua, con il referendum del nucleare, con il referendum contro le leggi ad personam per Berlusconi, che può succedere che la maggioranza del nostro paese cambi le leggi sbagliate che ha fatto il Parlamento, noi dobbiamo mettere in campo questo. Insisto, perché se la democrazia è un valore sempre, e devi sempre andare in questa direzione. Ma insisto, noi questo lo facciamo perché noi abbiamo bisogno di un cambiamento anche politico. Noi abbiamo bisogno, mi permetto e mi allargo un attimo, noi non abbiamo bisogno di un Monti bis, ce ne abbiamo già avuti abbastanza, perché se quelli che adesso li dipingono come moderati, pensate il paradosso, gli estremisti saremmo noi che difendiamo la Costituzione. Uno difende la Costituzione e dicono che è un estremista. A me sembra una cosa normale, dovrebbe essere un interesse generale difendere la Costituzione. Quelli che sono moderati sarebbero quelli che sono al governo. Se ci pensate un attimo, hanno tagliato le pensioni, hanno modificato l'articolo 18, hanno esteso la precarietà, hanno aumentato la tassazione sempre su quelli, e tutti questi provvedimenti dicono che li hanno fatti perché sono moderati. Ma se quelli lì diventano radicali, che cosa ci fanno? E allora, se ci pensate un attimo, noi la necessità di un cambiamento ce l'abbiamo non perché ci vogliamo sostituire alla politica, ma proprio perché rappresentiamo gli interessi delle persone che lavorano. E siccome in questo paese chi lavora è quello che tiene in piedi questo paese, che paga le tasse, che fa i sacrifici, noi abbiamo bisogno che il Parlamento e le forze politiche che ci vanno tornino a rappresentare gli interessi delle persone che lavorano e che fanno vivere questo paese. E abbiamo bisogno di produrre un cambiamento in questa direzione e che rifacciano le leggi, perché non era mai successo nella storia di questo paese che per legge si cancellassero i diritti costituzionali o si mettesse in discussione il diritto alla contrattazione. Allora abbiamo bisogno di nuove leggi che vadano in un'altra direzione e che affrontino questo tema. Come vedete, la nostra non è una lotta isolata, come mi ha chiesto un giornalista, ma gli altri hanno firmato, voi siete isolati? Gli ho detto no, noi come si vede non siamo isolati perché abbiamo i metalmeccanici. E io devo dire, io vedo una certa differenza, è un periodo che quando la FIOM gira in mezzo alle persone si sente dire vai avanti, tieni duro, non cambiare. Gli ho chiesto, non so se gli altri sindacati girano in mezzo alle persone, si sentano dire le stesse cose o se hanno la possibilità di girare a testa alta in mezzo alle persone. E io lo dico e chiudo davvero, perché noi proprio per questa ragione non abbiamo nessuna intenzione di accettare quello che è avvenuto. Siamo stati capaci di dire di no alla Fiat quando intorno a noi tutti ci dicevano che avremmo dovuto firmare. Ve lo ricordate, no?
tutti ci spiegavano, caso eccezionale, mettete una firma tecnica, qualcuno ci ha detto, che è un po' come i governi tecnici, no? Sono quelle cose che non esistono. Perché a uno che mi ha detto, ma perché non mettete una firma tecnica? Ho detto, scusa, dammi il tuo blocchetto degli assegni che ci metto una firma tecnica per vedere se esistono le firme tecniche. Ma quello che vorrei dire è questo, la nostra forza in questa fase, e non lo dico in modo retorico, ma la nostra forza è proprio la dignità delle persone che lavorano, la volontà di non volerci far mettere i piedi sopra la testa. E lo dico, e l'ho detto tante volte, ma lo ripeto perché ci credo ed è un fatto importante. Badate che se i lavoratori della Fiat, perché qualcuno mi dice parli sempre della Fiat, non perché gli altri non esistono, ma perché se i lavoratori della Fiat, gli iscritti alla FIOM, i nostri delegati, avessero chinato la testa e avessero votato supinamente alle richieste che la Fiat gli faceva e avessero rinunciato alle libertà e a fare sciopero anche in questi giorni, non giriamoci attorno. Se fosse successo così, nel 2010 in giugno la partita era già chiusa, molto probabilmente chi vi sta parlando non era neanche più segretario generale della FIOM, era già finita la partita. Se siamo qui e se siamo sempre di più e se il nostro consenso nelle fabbriche e nel Paese sta aumentando nonostante la crisi e le difficoltà, è proprio perché quei lavoratori non hanno piegato la testa e non hanno rinunciato alla loro dignità, e questo è il punto che ci fa diversi, questo è l'elemento che ci permette di parlare a tutti e ci permette di avere un interesse generale. E oggi è la stessa cosa, non cambia. Se Federmeccanica pensa di poter far passare per tutti i metalmeccanici quello che è passato nella Fiat, si sbaglia lei e si sbagliano quei sindacati che pensano di poter vivere semplicemente sottoscrivendo gli accordi che le imprese gli pongono di permettere. Noi non rinunceremo a questa battaglia, andremo avanti e insieme, con la forza e la dignità che stiamo dimostrando di avere, possiamo farcela, compagni e compagne, insieme continuiamo questa importante battaglia. Grazie. Bravo!